La cocaina a chili arrivava a Padova, Treviso e Venezia dalla Colombia attraverso la Spagna. Il trafficante Carlos, 54enne, ora in carcere a Madrid, era in contatto con il padovano Sandro Righetto, 46 anni, già detenuto da agosto, imprenditore nel settore delle telecomunicazioni, ritenuto al vertice dell'organizzazione e che a sua volta si sarebbe appoggiato a Federico Soggia, 46enne di Pieve di Sacco, che in casa aveva 113.000 euro in contanti. La droga poi, secondo la ricostruzione, veniva distribuita a altri complici che provvedevano a smerciarla. Al termine di mesi di indagini sono state così 14 le ordinanze di custodia cautelare eseguite all'alba dalla squadra mobile di Padova. 12 sono finiti in carcere, 2 ai domiciliari, un 15° uomo è ricercato. Un traffico di droga che riguardava solo italiani, dal vertice fino all'ultimo dei clienti. Un gruppo ben ramificato si occupava dell'area padovana, trevigiana e veneziana. Tra l'altro in 2 mesi e mezzo uno dei maggiori spacciatori abbiamo acclarato che era riuscito a spacciare oltre 400 dosi di cocaina. La droga veniva distribuita tra Pieve di Sacco, Casalserugo e Chiesa Nuova nel Padovano, a Treviso tra gli arresti eseguiti e a Venezia con 2 fermi. Indagini rese difficili dall'astuzia degli indagati, abili a cambiare continuamente schede telefoniche, sono stati traditi dall'uso costante di 2 cabine pubbliche padovane, una in zona industriale e l'altra in Riviera San Benedetto. Importante, secondo gli inquirenti, anche il ruolo svolto dalle 3 donne fermate. Le donne in questo caso avevano un ruolo veramente determinante per l'esistenza del gruppo, non solo si dedicavano allo spaccio, ma riuscivano anche ad occuparsi della parte logistica, dell'acquisizione del portafoglio clienti e in alcuni casi anche le minacce ai clienti morosi.